Il rischio zero però in qualche occasione non prescinde dall'imponderabile. Qui siamo in presenza di una persona di 58 anni, 33 anni in azienda, una persona di responsabilità il cui valore era riconosciuto dai colleghi. Preferiamo non dare giudizi su quello che è successo, non preferiamo non dare, come dire, non cavalcare l'onda sui dati purtroppo ancora drammatici che ci sono. Perché in questo momento ovviamente c'è un'indagine, c'è ancora lo Spisa all'interno che sta verificando che cosa è successo. Quello che conta è che questa è un'azienda in cui, soprattutto grazie all'impegno e alla lotta del sindacato, la sicurezza è diventato un mantra assoluto. Hanno lasciato le dichiarazioni ufficiali al sindacato i colleghi di Raffaele che appena fuori dall'azienda hanno scelto di non parlare al microfono. Del loro caporeparto hanno descritto il carattere solare e la competenza fuori discussione nel suo operare. Purtroppo a volte ci sono delle dinamiche che noi pensiamo con sgomento, è accaduto qualche ora fa, che siano inspiegabili. In realtà a volte si danno per scontati alcuni meccanismi. Questa è un'azienda che investe molto sulla sicurezza, abbiamo protocolli anche interni come sindacato e azienda da seguire, però il fatto è che è accaduto e quindi purtroppo l'ennesima tragedia sul lavoro lascia una famiglia dove oggi pomeriggio e stasera non torna a casa un familiare. E proprio alla famiglia l'azienda Ariston Cavi ha rivolto con una nota stampa la propria vicinanza e le più sentite condoglianze per la perdita di Raffaele Galano, uno dei collaboratori esperti in azienda da oltre 30 anni. Alle autorità competenti la direzione costernata ha offerto massima collaborazione, sospendendo la produzione e mettendo subito a disposizione degli inquirenti i colleghi del 58enne. La prima reazione è stata di assoluto sgomento, io trovo estremamente serio da parte dell'azienda aver preferito rinunciare alla giornata di produzione, mandare a casa quei lavoratori e farli rientrare domani o dopodomani. Credo che sia, come dire, l'esempio più classico del fatto che insieme dobbiamo lavorare per capire che cosa è successo e insieme dovremo continuare a lavorare per evitare che si possa ripetere.